2 volte in vantaggio l'Acragas e 2 volte la San Cataldese rimonta. Il pareggio tutto sommato giusto nel segno di Parisi e Messeri, autori di 2 doppiette con un gol per tempo e tanto cuore e impegno. Acragas e San Cataldese hanno dato vita ad una partita giocata su buoni ritmi, agonisticamente vivace, anche perché entrambe puntavano al successo. L'Acragas per interrompere il digiuno che va avanti da alcune settimane e restare incollata al treno dei play-off. La San Cataldese di Mimmo Bellomo per allontanarsi dall'insidiosa bassa classifica. Gara sostanzialmente equilibrata, anche se nei primi 20 minuti la San Cataldese ha fatto vedere qualcosa in più dei biancazzurri di Nuccio. L'attaccante Buciasvili in 2 occasioni ha creato scompiglio nella retroguardia agrigentina, ma a segnare è però l'Acragas. Al 23esimo Vinciguerra entra in area, serve un assist invitante per Nuccio che da posizione favorevole rischia il velo per la corrente Parisi che non perdona. Passano 12 minuti e la San Cataldese pareggia, punizione di Pecorella, palla tesa in aria e spizzicata vincente di Messeri. Il primo tempo non riserva altro, la ripresa si apre con il gol di Sciacca, annullato all'Acragas per presunto fuorigioco. Al 54esimo ancora Renzo Parisi in evidenza, vede il portiere Arcati fuori dai pali e lo beffa con un pallonetto preciso ed è 2-1. Ma la gioia dell'Acragas e dei pochi sostenitori presenti al comunale di Raffadali dura appena un minuto. La difesa, apparsa ieri in più occasioni imprecisa e lenta, consente a Messeri di raccogliere il cross e colpire di testa. Nulla da fare per indelicato ed è 2-2. L'Acragas prova a reagire ma la retroguardia ospite resiste, sorretta da Restivo e Milanesio, e quando i biancazzurri vanno vicini alla marcatura sono gli assistenti del direttore di gara Riggio di Palermo, Scalici e Purpi a segnalare la posizione ritenuta irregolare. E così con Agozzino che colpisce la traversa su assist di Nuccio e poi a Sciacca che protesta e si becca l'ammonizione. Il tecnico Nuccio ha provato a variare il gioco d'attacco per non dare riferimenti precisi ai difensori verde amaranto, ma pur riconoscendo ai giocatori dell'Acragas impegno e volontà, l'assenza di una prima punta di ruolo sta risultando un limite per una squadra che con un attaccante centrale puro avrebbe certamente potuto raccogliere di più. 2-2 proprio come nella gara d'andata, un punticino ciascuno e avanti. Per la San Cataldese il cammino è il conforto di una società solida che sta programmando il futuro. Non è così per l'Acragas, alle prese con l'ennesima crisi dirigenziale che inevitabilmente si ripercuote sul rendimento della squadra. Finisce 2-2 come